che vedete inquadrato alle mie spalle è il forte di Rivoli Veronese, il paese dove oggi ci troviamo in questo percorrere il grande entroterra del Baldo Garda. Il forte è della seconda metà dell'Ottocento ed è il simbolo di questo paese di cui ci parla il suo sindaco, che è Giuliana Zocca. Buongiorno sindaco, ci dica intanto quali sono le caratteristiche di questo paese, che parte evidentemente dalla storia dell'Austria, ma non soltanto da quella storia. Rivoli è un piccolo paese ad edizione turistica, è collocato alle pendici di questo importante e bellissimo monte che è il Monte Baldo, in un anfiteatro morenico spettacolare e quasi unico del nostro territorio, che mette insieme non soltanto la bellezza del territorio, ma anche la cultura e la storia, perché a Rivoli appunto sono passati eserciti importanti come quello austriaco, che ha appunto lasciato il segno del nostro bellissimo forte, il forte di Rivoli, e l'abbiamo appunto preso dal demanio, ora è totalmente del comune di Rivoli ed è, come diceva appunto, il simbolo del nostro territorio. Direi che è un insieme di cultura, di storia e anche di sapori, perché l'enogastronomia è un elemento fondamentale e una risorsa importantissima per questo comune, che ha tanto da offrire soprattutto al turismo ciclopedonale. A questo punto va detto che si declina in modo intelligente e congruo quello che è il senso e il compito del nostro realizzare dei focus che stanno illuminando tutta questa varia zona, e che è la declinazione del progetto dei fondi GAL Baldo Lessinia al servizio del territorio. E quindi, signor Sindaco, chiediamo allora a Giuliana Ferrara come vengono declinati questi fondi, voi come li avete concretizzati? Allora noi abbiamo declinato questo importantissimo finanziamento che ci è stato dato appunto dal GAL, di cui mi permetto anche di ringraziare i dirigenti e gli amministrativi che hanno collaborato in maniera veramente professionale con l'ente, alla riqualificazione di un'importante strada che è la via Battello, che è qua sotto, e che sarà importante come via di unione poi in futuro per un altro progetto interessante, che è la passerella che faremo partire, che partirà da Dolcè e che unirà la sponda dell'Adige destro alla sponda dell'Adige sinistro, e che pensiamo possa essere veramente un collegamento importante con tutte poi le piste ciclabili dell'entroterra. E quindi da Rivoli Veronese e dal suo forte, che ne è il simbolo non soltanto storico e culturale ma anche turistico, ecco che racchiudiamo qua il senso anche del nostro illustrare il percorso che stiamo facendo insieme. Vi salutiamo, carissima sindaca Giuliana Zocca, perché conclusione migliore non c'è, se non ritornare da dove siamo partiti, da quel simbolo di Rivoli Veronese dove siamo, che è il suo magnifico forte.